Mio padre con le cacciacorazze mi imparavo con brapoli copertoni, con le caccio la camera d'aria, con la gonfio. Sto parlando il dialetto perché rende molto di più con una limma, con un buco, con minto la pezza. E quello l'inizio di un meccanico per bicicletta. Che spazio. Ho avuto la fortuna di nascere in un paese agricolo artigianale a Monteroni di Lecce il 1° luglio del 1930. Era un periodo storico di miseria diffusa. Mio padre, dopo aver fatto l'apprendistato con Forcignanò, aprì un noleggio delle biciclette, si diceva all'epoca, per la riparazione delle biciclette e per la preparazione dei telai delle biciclette. Il proprietario era del 1902, quindi un bambino classe del 1902 ha giocato con quella bicicletta. Questi sono 2 telai recuperati dai rottami. Questi sono tutti telai fatti da Carla. Ho imparato a mettere i rattoppi alle camere d'aria delle biciclette quando avevo 6-7 anni. La perfezione, si sa, non esiste. Però mi ha sempre insegnato di rasentare la perfezione in tutti i lavori. Se quell'orologio, chiamiamolo orologio, se non a cozzaglia di ferri vecchi, l'ho costruita alcuni anni fa per premiarmi della riuscita di un lavoro non indispensabile, perché è frutto di hobby. Lo facciamo una saldatura. È partito dalla curiosità, avendo frequentato pure un orologiaio bravo che era a Monteroni. Ho imparato solamente a fare la ruota di scappamento. C'è l'ancora e la ruota di scappamento che poi dà il movimento a tutte le altre cose. Non c'è niente di trascendentale. Ho preso un vecchio telaio di bicicletta per fare girare la ruota di scappamento. E da lì poi è venuto tutto il resto a mano, aggiungendo dei pezzi vecchi, materiale da discarica, in tutti i lavori che io faccio. Cerco di farli bene, non per me, ma per chi deve fruire di quel lavoro. Buonasera Carlo. Carissimo signore, caso vuole che bisogna alzarsi per onorare l'ospite che arriva. Ciao Carlo, sono Giuseppe Maggiore, presidente del Cicloclub di Spongano, nonché figlio di un'altra persona che tu conosci, che si chiama Francesco Maggiore, Cillo Maggiore,
socio fondatore del Cicloclub. Inconsapevolmente non sapevo che fosse fratello di Mimmo Maggiore, marinaio, che mi ha insegnato tantissimo, qualche motto per la vita che forma l'uomo. Grazie Carlo. Noi abbiamo come associazione deciso di intraprendere un bel progetto, che è quello di dare una casa all'associazione. Per noi è un onore e un piacere dare anche un rintocco giornaliero alle attività che facciamo e soprattutto un presidio che daremo in piazza, proprio in Piazza Vittoria, nel centro del paese, a questa per noi opera d'arte. Non è un mucchio di ferri vecchi, perché noi crediamo nella bicicletta sia come metafora di vita, perché la bicicletta è una metafora di vita insieme alla strada, no? E sia perché scandisce il tempo della nostra vita. Mi onora per l'accettazione che voi avete per il cumulo di ferri vecchi. Ho trovato tra i vari dialoghi così tra colleghi un gruppo di appassionati di bicicletta. Quell'operare, non quell'opera, quell'operare su ferri vecchi, ho deciso di regalarlo. I componenti del gruppo potranno dire: questo accozzaglia di ferri vecchi lo abbiamo avuto in regalo da un operaio di Monteroni. Quell'operaio sono io.